Buon pomeriggio e benvenuti al TG regionale del Veneto. In apertura la questione della sospensione dal lavoro dei sanitari che non si sono vaccinati. In Veneto sono oltre 18.000 e ora rischiano il demansionamento. Intanto sono sempre più numerose le richieste di vaccinazione in tutte le ULSS del Veneto. Il servizio di apertura è di Ivana Godnik. La situazione in azienda ospedaliera a questa mattina vede 14 persone ricoverate, 9 sono nell'area medica in malattie infettive e 5 in terapia intensiva. Solo 2 sono vaccinati, quindi 12 sono non vaccinati. Salgono i contagi e i ricoveri dovuti soprattutto alla variante Delta che preoccupa, ma non meno del numero cospicuo del personale sanitario che ad oggi risulta senza copertura vaccinale contro il Covid, 18.276 persone solo in Veneto. Dato tra i meno drammatici se paragonato a quello delle altre regioni, dove però il problema di fondo resta. Una parte del personale sanitario non è vaccinato. La gestione del grattacapo spetta ora ai dirigenti che attendono i nomi dei dipendenti non immunizzati. La prima cosa che dovremmo fare è capire se possiamo collocare queste persone in altri servizi che non comportino la possibilità di diffusione appunto del virus. Esaminata la situazione, se proprio non c'è la possibilità di collocarli in altri servizi, anche di posizioni inferiori, si procede alla sospensione. Procedimento complicato visto che nei contratti di lavoro dei sanitari non c'è l'obbligatorietà alla vaccinazione e molti colleghi delle vicine regioni, nonostante la sospensione, hanno avuto l'autorizzazione a rientrare al lavoro. In fiera a Padova sono comunque sempre più lunghe le code di chi invece sceglie di vaccinarsi. La maggior parte dei giovani sono desiderosi di ricevere la vaccinazione. Le motivazioni dall'esigenza di avere il Green Pass alla voglia di vaccinarsi per paura di contrarre la malattia. Dunque abbiamo